Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, fioi. Panico e paura, mi sono qualificato al 7° posto, una qualifica devastante, ma devo assolutamente cambiare il cambio, però non capisco l'orrore che, cioè le 6 gare non le ho fatte, non capisco. No, ne manca una gara, vabbè, devo cambiare, non posso andare così, quindi sarà un grid dropped, vabbè, mi dispiace, peccato veramente, però... Pazienzus, qua stiamo sempre sviluppando l'albero a gomiti, l'obiettivo è andare in Force India, lo sapete, la Panterona. Comunque c'era un bug che praticamente quando sviluppavo il motore la McLaren era come non svilupparlo. Adesso che invece hanno sistemato sta cosa con la patch, anche per quello andiamo molto meglio, cioè 7° posto in griglia strepitoso, purtroppo vanificato dalla sostituzione del cambio, però va bene. Andiamo in gara. È prevista pioggia ma poi finisce, speriamo bene raga, speriamo. Bene raga, andiamo. Rock and roll. Potevamo partire 7imi ma anche 12esimi va bene, adesso però tutto nuovo, ho tutto messo alla grande, fioi, bene bene. Possiamo fare una gran gara qua, fioi. Obiettivo Force India, voglio la mia Panterona, la pretendo. Ma l'Alonso quanto meglio va, anche lui adesso finalmente non c'è più il bug. Vedi con la pioggia, il cume c'è con la pioggia, mamma mia. Mamma mia quanto ho rischiato. Una partenza decisa. Sì, devastante. Oh, siamo veramente in posizioni incredibili, stiamo calmi, è chiaro che non finirà così, ma subito errore. Però godiamocela. Quando è successo qualcosa, vedo 2 macchine ferme. Dai. Verlaine squalificato, Pascal squalificato. Incredibile amici, incredibile. Verlaine già fuori, squalifica per Pascal. E come sempre, dove c'è il cume ci sono cose incredibili. Sono pittoresche le carriere del cume. Primo giro andato. Non sfruttare assolutamente la pioggia. È stato un weekend particolare, prove libere, pioggia. Qualifica, iniziate con la pioggia, poi sereno e gara inizia con la pioggia e finirà col nuvoloso. Si vede però che la macchina è nuova, mamma mia. Devo sfruttare i primi giri con la miscela grassa. Poi mettiamo standard, non si sa mai, non vorrei mai avere problemi dopo non finire la gara. Oh, ste robe. Finché possiamo sfruttiamo. Io sfrutto tutto, fioi. La prossima parte di gara sarà ben diversa, se poi non piove più ancora meno. Forse potevo mettere le gomme più dure da poter tenere e fare direttamente la sosta con le intermedie, vedremo. Cioè, scusate ragazzi, ma adesso che ci penso che abbiamo le gomme d'asciutto, fioi. No, che mi sono fatto adesso, scusate ragazzi, il maneggio come indiano biblico. Quindi pioggia leggera. Ma cazzo, allora cosa facciamo? Prima ne mettiamo prima le intermedie e poi quelle d'asciutto di nuovo? Questa non me l'aspettavo.
Questa non me l'aspettavo, adesso mi sono rifatto, bene. Un come è proprio andato, ufficiale. Non mi sembra davvero di vedere la McLaren così. Dai, tutti insieme a tifare per il Cume. E vediamo cosa mi arriva il prossimo anno. La Force India è la prima scelta, la faccio sia un'offerta che non si può rifiutare, vediamo. Però quest'anno comunque lo faccio in McLaren. E me ne sto andando. Appena detto, grazie. Fanculo. Perché sinceramente la tenuta non è massimale, comunque un po' umida è la pista. Record di Vettel. Fume, bravissimo, dai, con calma Ghiaffi. Perché sti errori? Ma non la tengo, Fiori, non la tengo perfettamente. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti, forse di più. Ok. La pista è un po' umida, questo è poco ma sicuro. Devo solo capire quando mettere le gomme intermedie e se dobbiamo metterle. Ok, dai, sta prendendo un po' ritmo. Questo dopo un miglioramento della McLaren. Quando ho visto la patch nuova ho detto cazzo, McLaren, ovviamente c'è scritto che gli aggiornamenti fatti al motore, non è che se tipo ti sparavi 3 aggiornamenti non era come non aver niente. Adesso si vede la differenza, che cazzo. È ritirato Perez e siamo ai box. Ho cercato di aspettare al momento che la pioggia dura ancora 10 minuti, così leggera, io penso che non ci saranno problemi onestamente di mettere l'intermedio. Vai, vai, vai. Buono. Per quello che ho capito siamo prima guida anche adesso, Siamo Evita la linea bianca sesti. all'uscita dai box, se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Six place, 2 posizioni perse, ma va bene. Posso andare con miscela magra perché cominciavo proprio a perdere carburante. Era chiaro che non potevamo rimanere così, ma va bene, me lo godo questo risultato, ci arriva così. Dai ragazzi, dai. Siamo in un momento positivo adesso. Ricciardo è vicinissimo e questo non è una bella cosa, però. No, mamma mia. Mamma mia che rischio, sento la pressione di Ricci. Altro giro completato, dai che va bene. La distanza dal primo è 22,5 secondi. Questo non è un problema.
Previsioni del tempo. Il radar mostra che sarà sereno presto, ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Bello però, pioggia leggera che alla fine non... Alcune informazioni su Magnussen. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Va bene. Verstappen è sempre là, per il momento lo tengo a bada per il momento. Sarebbe bello riuscire a fare una sosta solo, sarebbe una roba miracolosa, staremo a vedere, beh. Però la vedo un po' improbabile, mamma mia. Brutto errore qua, brutto errore. Verstappen è veramente attaccato purtroppo. Va in box qualcuno? Il Grosjean ai box. Non avevo perso posizione, una sola ne ho persa. Ok, il distacco è 2,9 secondi. Da Verstappen. Serve poca benzina. Un po' devo tornare a miscela grassotta, a miscela magrotta. Comunque senti una differenza quando hai i componenti nuovi della Power Unit, mamma mia. Vettel è al comando della gara. Seb al comando. Beato lui. Concentration, please. Concentration. Ok. Sono concentratissimo ragazzi, scusate se parlo poco ma ci tengo a fare una prestazione sublime da incorniciare. Sfruttare le gare comunque favorevoli, è sempre un buon momento per il come di solito. C'è la magra che non so che box da quinti, teoricamente metto che usciamo settimi, staremo a vedere. Vediamo se riusciamo a mantenere il settimo posto, ho fatto il possibile, ho cercato di aspettare per fare una safety car qualcosa, ma niente. Pronti, vai! Vai, sì, il settimo posto lo teniamo, però grande. La macchina c'è. Grosjean alle medie, ma sarà duro andarla a prendere. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Proviamoci. Le mescole di vantaggio non sono poche. Speriamo in qualche ritiro, almeno un ritiro davanti sarebbe bello. Però buona gara anche questa, diciamo che sono gare comunque già più favorevoli, dove c'è un passo migliore. La macchina è migliorata molto. Vediamo i componenti. Ecco, quelli sono tutti quanti perfetti e la sincro differenza, si sente veramente tanto. Questo gioco è veramente stellare. No, nostri errori. Spingere per tentare, sì, 17 secondi dal Grosjean è abbastanza impensabile prenderla, vabbè, il settimo posto va benissimo. Chiate anche lui con le medie bello dietro, quindi questa è una cosa positiva. Molto good. Il distacco dalla vettura che ti precede è 16,9 secondi. Magari recupereremo anche, però 7 giri sono troppi pochi per recuperare tutti quei secondi.
se succede qualcosa, un incidente davanti, allora sì. Io sto su miscela standard, comunque non vado a rischiare rogne. Non ho proprio voglia. Oh, se guidiamo così la Force India non è impossibile il prossimo anno, eh. Vabbè, se non arriva la Force India posso che venire McLaren e portarla veramente su. E proprio il pallino della Pantera, la Panterona mi gasa. La Panterona mi gasa tanto. Prova a fare un giro, dai, un giro in grassa. Cosa riusciamo a fare. Un giro solo, però come non ti ingolosire. 2 secondi recuperati dal Grolli comunque. Hulkenberg supera Fiat comunque dietro di noi. Riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Non sto girando proprio benissimo, eh. Dai, cazzo, dai. Ho comprato un altro secondino dal Grosjean, però è troppo distante, c'è poco da fare. Troppo Abbiamo distante. carburante a sufficienza per altri Mamma mia che 5 sbaglio. giri. Il distacco dalla vettura davanti è 14,0. L'ultimo giro. Vince Vettel. Il bibitare è tornato, ragazzi. Bravo Sam. Grande Ferrari anche. Un giorno torneremo in Ferrari anche noi. Dopo le grandi vittorie su F1 16. Ben 3 titoli mondiali. Che è andato a un bel 7° posto, ragazzi, me lo godo. Pappapero, però pom pom pom. Il come già saluta tutti. Le belle ungheresi. Molto belle e molto porche. E andiamo a vincere il Gran Premio di Ungheria, perché per noi è come una vittoria. Yes! Sì, hai guidato davvero bene. Sono molto soddisfatto. 7 punti, sì, 7 punti. 7° posto, molto importante. Cos'è, doppietta Ferrari, vediamo. Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi no, terzo parte dei del mondo. no, Hamilton in crisi quest'anno, Vediamo la classifica. Vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Allora, siamo 12esimi, vicini alla Force India, sarebbe bello superare Ocon, cazzo. Risultato straordinario. Luca Filippi. Bene, solo Alonso e Verlaine sono senza punti. E ora passiamo ai costruttori. Oggi ottavi. della classifica Very good, raga, un saluto da Ucumendo. Ve ne siamo. Notevolmente. Oggi la